Le autorità competenti stanno svolgendo le loro indagini, non escludo che il responsabile venga individuato entro breve. Potrebbe avere le ore contate il pirata della strada che ha investito un pedone lungo via Bassanese e poi si è allontanato senza fermarsi e prestare soccorso. L'incidente è avvenuto a Montebelluna poco prima delle 3 del mattino. La vettura ha travolto un 45enne residente a Bolzano che camminava a bordo strada assieme al fratello e un amico. Una strada questa già teatro pochi giorni fa del terribile schianto tra un furgone e una corriera Mom con 2 vittime. Il 45enne è stato soccorso dall'ambulanza del SUAM e ricoverato presso l'ospedale di Montebelluna. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini a cura del nucleo radiomobile della compagnia di Montebelluna, l'amarezza del sindaco Adalberto Bordin. Ammesso che per le persone pecchino di senso civico, e questo sinceramente non me lo so spiegare, almeno abbiano il buon senso di pensare che esistono le telecamere. A pochi chilometri dal centro di Montebelluna, nei pressi di un incrocio, altro incidente fra 2 auto. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale. Mi sono riguardato un po' di dati del primo semestre, degli incidenti avvenuti nella Marca trevigiana. Sicuramente sono dati allarmanti, sono dati che fanno riflettere. Una nottata davvero difficile, numerosi gli incidenti accaduti nella Marca con 8 feriti complessivi tra Casier Altivolo e Treviso e appunto Montebelluna. In via Oriole a Casier un'auto è finita fuori strada rovesciandosi su un fianco, feriti conducente e un passeggero. In via Mura ad Altivole altri 2 feriti nello schianto tra 2 mezzi, uno dei quali è finito fuori strada. A Porte a Calvi a Treviso a tarda ora una donna ha perso il controllo dell'auto finendo contro un albero e rimanendo ferita. A Ormelle infine scontro fra 2 auto, uno dei 2 guidatori è stato elitrasportato a Treviso, l'altro automobilista portato in ambulanza a Oderzo.